Dopo questo calorosissimo benvenuto, le emozioni sono veramente tante e avere anche tutte queste persone che mi hanno sostenuto in questo periodo, che continueranno, che mi hanno sostenuto, sono veramente tante le emozioni, infatti volevo ringraziare tutti, anche il comune, la società, gli amici, la famiglia, tutti insomma coloro che mi hanno sostenuto per questo bel benvenuto e per il sostegno che mi hanno dato. Sì, il mio motto è che non è forte chi non cade, ma chi cadendo riesce a rialzarsi. Questo per dire che anche chi magari ha delle disabilità, lo sport fa bene, può essere un aiuto che ti fa anche crescere, sia come persona ma anche come atleta. Sono esperienze che mi porterò sempre, l'esperienza delle prime Olimpiadi sarà penso diversa da tutte le altre esperienze che farò e che ho fatto. E essere lì insieme a tutti gli altri atleti è stato veramente bello, emozionatissimo e una grandissima esperienza che mi ha fatto proprio crescere. Inoltre mi ha fatto anche capire che noi non siamo la freccia sbagliata. Assolutamente sì, oggi è proprio una giornata di festa. Abbiamo voluto organizzare questo momento di festa semplice nell'organizzazione ma degli alti valori sociali e culturali. Sì, c'è stato, devo dire, un po' di rammarico, non lo nego, quando uno sportivo compete sempre per vincere, ma questa malinconia è durata lo spazio di poche ore perché poi è prevalsa subito la grande soddisfazione e l'esempio che Asia, come tutti gli atleti delle Paralimpiadi, oggi ci hanno dato al termine di questa 15 giorni di gare a Tokyo, ed è quella che di fronte alla vita, di fronte alle difficoltà che ogni giorno la vita ci mette di fronte, non ci si deve fermare, ma si deve continuare con spirito battagliero di abnegazione. Asia a Mareno di Piave lo sta facendo ormai da parecchi anni ed è un esempio concreto per tutta la comunità.